Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. A Palermo una nuova notte di follia, sparatorie in centro, ferita una 33enne. A Ars, in un clima di forte scontro tra i partiti, approvata nella notte la finanziaria regionale siciliana. A Messina 3 arresti per la richiesta di Pizzo alla Cosedi, le in videochiamata al carcere, ha denunciato il titolare della ditta e presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio. Maxi operazione della Guardia di Finanza a Catania contro il mercato del falso, sequestrati 3 mega depositi tra la città etnea e Mister Bianco con oltre 2 milioni di capi e accessori contraffatti. Sia un Natale di speranza per sanare le ferite dell'umanità, così l'arcivescovo di Catania Renna nel tradizionale incontro con la stampa. Nasce l'app Sicilia Web, il prodotto agile per conoscere al meglio l'informazione online e i contenuti televisivi di Telecolor e Antenna Sicilia. Calcio, il Palermo non centra la quarta vittoria consecutiva, al Partenio di Avellino finisce 2-2. Il Catania alle 14.30 al Massimino punta alla vittoria contro l'Atalanta Under 23 per chiudere in vetta il 2025 su Telecolor diretta stadio a partire dalle 14. Ultimo appuntamento del 2025 per Siracusa e Trapani in campo oggi nel derby del De Simone. Bentrovati, apriamo con la notizia di una nuova notte di follia a Palermo. Si è sparato ancora una volta, è stata una notte di violenza, paura nel cuore della movida palermitana. Una ragazza è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da alcuni colpi di fucile esplosi in piazza Nascè, a pochi passi, a 2 anni esatti di distanza, l'omicidio Celesi avvenuto nella discoteca Notre 3 di via Pasquale Calvi. La sparatoria è avvenuta intorno alle 2:30 di notte. Secondo una prima ricostruzione, la giovane non sarebbe stata l'obiettivo dell'azione armata, ma una vittima collaterale della sparatoria esplosa in strada. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza è stata colpita alla spalla ed è stata trasportata in codice rosso a Villa Sofia. Chi ha sparato si è poi dileguato in auto e nella corsa ha investito anche 2 pedoni. Vi diremo di più ovviamente su questa notizia nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Approvata nella notte la finanziaria regionale siciliana in un clima di scontro fra i partiti, alla fine passa di misura il documento che governerà la spesa della regione nel 2026. L'Ars tornerà a riunirsi fra quasi un mese. Manlio Viola. Via libera poco prima delle 3 del mattino alla finanziaria regionale siciliana. Con 29 sì e 23 no il Parlamento regionale ha approvato una legge controversa e teatro di scontri fratricidi nella maggioranza, la più litigiosa di sempre in questa legislatura. Nella notte vedono la luce gli ultimi articoli, quelli che portano a 25 ore settimanali, il contratto di lavoro per gli ex PIP, oggi stabilizzati nella società controllata SAS, i 30 milioni in più per i comuni promessi per l'ANCI, i soldi per i precari degli enti locali. Alla fine in aula sono rimasti 52 deputati su 70 e anche se si arriva ad approvazione il clima è da resa dei conti. Forza Italia contesta la gestione d'aula e parla di una maggioranza trasversale formatasi nelle ultime 2 nottate di trattative, un vero e proprio ribaltone silenzioso. Fra le norme approvate ce ne sono di care al PD, ai 5 Stelle e a Cateno De Luca. Nella maggioranza le norme le portano a casa soprattutto il Movimento per l'Autonomia che fa asse con Fratelli d'Italia e la DC che pure formalmente non è più in maggioranza. La Lega ottiene la stabilizzazione dei precari ex ESA. Anche se il clima è pessimo, il governo riesce comunque a far passare le norme essenziali: 200 milioni di incentivi al lavoro, altri 200 nelle super ZES per gli industriali in Sicilia, il bonus edilizio da 15 milioni. Si tornerà in aula il 13 gennaio nella speranza che sia intanto sbollita la collera per quel che è successo e che questo mese di vacanza porti con sé consiglio e trattative per far tornare il sereno. C'è ancora 1 anno e mezzo di legislatura da affrontare. A Messina 3 arresti per la richiesta di Pizzo alla Cosedi, il videochiamata al carcere. Il cantiere è quello del risanamento di Fondo Fucile. A denunciare il titolare della ditta, il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio. Sentiamo Francesco Triolo. Tentata estorsione e uso di cellulari in carcere aggravati dal metodo mafioso e dall'impiego di un minore. Sono queste le accuse contestate dalla Procura di Messina nei confronti di 3 persone per l'attentata estorsione alla ditta catanese Cosedil, impegnata in uno dei cantieri del risanamento in città e amministrata dal presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio. I destinatari del provvedimento sono il 24enne, attualmente agli arresti domiciliari Giovanni Aspri, che si era recato in cantiere prima che Giuseppe Surace, 39 anni, e Salvatore Maiorana, di 33, attualmente
attualmente detenuti in carcere a Palermo e Agrigento, parlassero in videochiamata con quello che pensavano fosse il capocantiere, invece era un carabiniere a cui è stato recapitato un telefonino da parte di un minorenne. In conferenza stampa il procuratore capo Antonio D'Amato ha sottolineato come la mafia cambia pelle, ma non sostanza. Le attività estorsive sono il tradizionale strumento parassitario delle mafie, che però assolve anche ad un'altra funzione, quella di esercitare e dimostrare i muscoli sul territorio, perché si deve dimostrare che si continua appunto senza soluzione di continuità ad avere il controllo del territorio. Un fenomeno, quello delle estorsioni, che non registra tante denunce per la paura di atti ritorsivi. In tutte le indagini che svolgiamo, quando emergono degli episodi estorsivi, sia consumati che tentati, ecco, quegli episodi emergono solo ed esclusivamente grazie alle investigazioni, e talvolta successivamente chi è vittima di queste richieste estorsive decide di denunciare, ma lo fa solo successivamente, quando c'è una scopertura delle attività investigative. Ma purtroppo dobbiamo anche dire che in altre circostanze, anche di fronte all'evidenza, le vittime di richieste estorsive non decidono di denunciare. Le indagini proseguiranno per accertare le complicità e le modalità con le quali sono entrati in carcere i telefoni cellulari di ultima generazione, ma anche il ruolo del minore. Maxi operazione della Guardia di Finanza a Catania contro il mercato del falso. Sono stati sequestrati 3 megadepositi tra la città etnea e Mister Bianco, tutti risultati nella disponibilità di un uomo senegalese, con oltre 2 milioni di capi e accessori contraffatti pronti per le festività natalizie. La merce, riconducibile a più di 60 marchi famosi, era stoccata in magazzini per oltre 600 metri quadrati. L'inventario ha richiesto diversi giorni e ha fatto emergere un livello di confezionamento molto curato, con etichette e persino QR code che rimandavano ai siti ufficiali delle Maison. Secondo le prime stime, se immessi sul mercato, i prodotti avrebbero generato ricavi per oltre 15 milioni di euro. Tra le persone denunciate, le indagini sono in corso per capire la filiera della contraffazione. Sono stati anche analizzati diversi canali social. Il riesame annulla le misure nei confronti di 6 dei 7 indagati coinvolti nella maxi inchiesta della compagnia di navigazione Liberty Lines. Ci dice di più Laura Spanò. Si dovranno attendere 45 giorni per sapere le motivazioni del Tribunale del Riesame di Palermo, per le quali ha annullato 6 delle 7 misure cautelari personali disposte dal GIP di Trapani nell'ambito della maxi inchiesta che ha coinvolto la compagnia di navigazione Liberty Lines. Dopo le udienze di mercoledì e giovedì sono stati revocati i divieti di dimora a Trapani e Milazzo, a Marco Dalla Vecchia, Giancarlo Licari, Alessandro Forino ed ancora Gennaro Cotella, Anna Albe e Gianluca Morace, ai quali era stata applicata anche la misura interdittiva all'esercizio d'impresa. Lunedì 22 dicembre il riesame si occuperà della posizione di Nunzio Formica, colpito dal solo divieto di dimora. Ai giudici del riesame i legali hanno presentato una corposa documentazione. La decisione presa in così poco tempo da parte del Tribunale fa dedurre che le revoche scaturiscono dalla riconosciuta mancanza di esigenze cautelari. Nell'inchiesta sono complessivamente indagate 46 persone e le 2 società, la Liberty Lines e la SSN. Invece ieri il Tribunale del Riesame di Trapani ha discusso del sequestro da 184 milioni della società. La decisione è attesa a giorni. Nell'inchiesta le Fiamme Gialle hanno concentrato la loro indagine su tutta una serie di avarie riscontrate sui mezzi di navigazione, sull'applicazione dei protocolli di sicurezza e sulla comunicazione delle criticità tecniche delle unità navali, di cui non vi è traccia nei libri di bordo. Catania, Palermo e Napoli sono le città italiane con il tasso più alto di abbandono scolastico e dove uno studente su 5 arriva in terza media con competenze del tutto inadeguate in italiano. Lo dice il report Open Police. A Catania e Palermo i ragazzi che non studiano e non lavorano tra i 15 e i 29 anni supera il 35%. Un altro dato negativo riguarda Catania, con la più alta incidenza delle famiglie con figli e in difficoltà economiche. Il report evidenzia la differenza che c'è in termini di opportunità sociali, economiche ed educative tra crescere nel centro di una città o nella sua periferia. E adesso parliamo dell'influenza. L'influenza è in forte crescita in Italia, alta l'incidenza anche in Sicilia con 17,6 casi per 1000 abitanti e i più colpiti sono i bambini sotto i 4 anni. Sentiamo Veronica Barbarino.
È alta l'incidenza dell'influenza in Sicilia, dove si registrano 17,6 casi ogni 1000 abitanti, un dato che colloca l'isola tra le aree più colpite e conferma come l'ondata influenzale stia circolando con maggior forza nel sud del paese. I più colpiti, i bambini sotto i 4 anni. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, ci sono 816.000 casi di sindromi respiratorie acute nell'ultima settimana, quasi 100.000 in più rispetto alla settimana precedente in tutta Italia. Secondo gli esperti, il virus influenzale è altamente trasmissibile, ma non emergono al momento segnali di maggiore gravità clinica rispetto ai ceppi precedenti. Oltre ai sintomi influenzali prettamente respiratori, che includono tosse, raucedine, mal di gola, abbiamo dei sintomi sistemici che comprendono febbre elevata, dolori osteoarticolari e muscolari, cefalea. Si sta assistendo soprattutto nei bambini anche a dei sintomi gastrointestinali associati a nausea, vomito e diarrea. Le stime indicano che i vaccini antinfluenzali continuano a proteggere dalle forme più gravi e dall'ospedalizzazione. Le autorità sanitarie ribadiscono l'importanza delle misure di igiene e della consultazione tempestiva del medico, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili. Adesso una breve pausa, a tra poco. L'arcivescovo Renna a Catania ha incontrato la stampa per ribadire l'importanza dei valori come sensibilità e umiltà, poi il messaggio sia un Natale di speranza per sanare le ferite dell'umanità. Sentiamo Tonino De Mano. I conflitti e le tensioni internazionali, il dramma della droga e del crack in particolare che attanaglia Palermo e Catania, la mafia, la corruzione che varca le soglie dei palazzi istituzionali, l'incendio alla scuola Pestalozzi di Catania che però non ha bruciato la speranza, già la speranza che sotto Natale si riaccende nei cuori di tutti. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha sottolineato l'importanza della sensibilità, utile a volte a sconfiggere violenza e odio, ribadendo l'invito ai giornalisti di continuare a fare domande. E a proposito di domande, una la poniamo al diretto interessato. Che Natale sarà per i catanesi? È un Natale di speranza perché ci fa ricordare che Cristo è entrato nella storia per risanare profondamente le ferite dell'umanità. Personalmente anche io sono contento perché in questi giorni una realtà che sta molto a cuore alla diocesi, Loda, finalmente vive la transizione perché va a conclusione il progetto di fitto del ramo d'azienda, per cui i dipendenti sono al sicuro, Loda penserà a sanare i suoi debiti, ma le attività, lavoratori e pazienti con le loro famiglie saranno certamente più sereni. Poi un'anticipazione del messaggio prenatalizio del lupo al presepe con San Francesco e tutti noi. Ho voluto prendere questo episodio dei fioretti di San Francesco che dice che un lupo riesce ad ammansirsi e ci ricorda che la bellissima utopia che in verità è profezia del lupo che dimora insieme con l'agnello è realizzabile nella misura in cui noi ci lasciamo disarmare il cuore dall'amore di Cristo, dalla sua bontà, per una pace disarmante e disarmata. Infine, l'importanza dell'umiltà che, citando Papa Leone XIV, avvicina a Dio e agli altri. E adesso una notizia di cronaca. Un uomo è stato trovato morto nella tarda serata di ieri a Trapani. Il corpo, riverso a terra in una pozza di sangue, è stato rinvenuto poco prima della mezzanotte nelle vicinanze del Palasciark. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un uomo senza fissa dimora. Restano però da chiarire le circostanze della morte. Non è ancora noto se si tratti di cause naturali, di una caduta o di un episodio violento. E adesso parliamo di Noida. È disponibile adesso l'app del nostro sito siciliaweb.it, un prodotto unico nel suo genere per farvi godere al meglio la nostra offerta televisiva e sul web. Si chiama proprio così, Sicilia Web, l'app Sicilia Web. Emanuela Corsi.
SiciliaWeb.it festeggia 25 anni. Dopo l'operazione di restyling c'è un'altra novità sotto l'albero. Da oggi è a disposizione su App Store e Google Play l'app del nostro sito. Un'applicazione comoda, veloce e intuitiva per offrirvi informazioni a 360 gradi con notizie in tempo reale suddivise per sezioni, il live streaming, i telegiornali e le produzioni televisive di Antenna Sicilia e Telecolor, ma anche gallerie fotografiche, live cam e funzionalità extra come le notifiche push per non perdere neppure un aggiornamento o la possibilità di salvare e conservare gli articoli più interessanti, garantendosi così una consultazione personalizzata e ancora più rapida. Nell'app sviluppata dal nostro partner tecnologico Flazio, le nostre testate Sicilia Web, Antenna Sicilia e Telecolor confluiscono in un prodotto unico nel suo genere per accuratezza, completezza e varietà di contenuti. E quindi, come recita il nostro spot televisivo, scarica l'app! Scarica l'app! Scarica l'app! Bene, adesso una pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, il Palermo non c'entra la quarta vittoria consecutiva, il Partenio di Avellino finisce 2-2, gara bizzarra e che il Palermo doveva vincere per non perdere terreno verso le prime della classe. Marco Cullà. Sotto l'albero di Natale un panettone amaro per il Palermo. Al Partenio di Avellino finisce 2-2, un punto che rallenta la corsa dei rosanero verso i piani alti della classifica. Monza, Frosinone e Venezia vincono tutte. Il Palermo, per non perdere la scia, doveva necessariamente centrare i 3 punti. Una gara dai 2 volti, quella di Avellino, primo tempo in mano agli Irpini, ripresa con il Palermo più aggressivo e capace di ribaltare con Ranocchia e Poyampalo il gol di Biasci. Ma nel finale Diachité si fa espellere, l'Avellino pareggia con un super gol di Palumbo. Ma andiamo per ordine, è l'Avellino a giocare meglio nella prima frazione di gara. Joronen è attento e non si fa sorprendere in alcune occasioni, ma al 39esimo gli Irpini passano in vantaggio. Errore di Ranocchia, la palla finisce sui piedi di Missori che serve Biasci tutto solo nel cuore dell'area piccola. Il numero 14 non sbaglia davanti a Joronen, 1-0. Il Palermo non reagisce, la formazione di Inzaghi gioca male con poca verve. Ceccaroni sbaglia e Tutino alla palla del raddoppio, ma dopo aver aggirato Joronen non riesce a segnare. Manovra lenta, Palermo con il motore ingolfato, i cambi di Inzaghi però rivitalizzano la squadra. Fuori Segre, Bani, dentro Gomez e Giasi. Al 70esimo il pareggio dei siciliani. Da palla inattiva Augello, scodella per Ceccaroni che controlla e calcia in porta. Sulla respinta di Dafara Ranocchia scarica un bolide di Mancino sotto l'incrocio, 1-1. 80esimo calcio di rigore al Palermo per questo fallo di mano in area irpina, Poyampalo è glaciale, 2-1, ma non è finita. Inizia un'altra era del match. Diachité espulso per doppia ammonizione e subito dopo pareggio Avellino con questa perla di Palumbo, 2-2. Il Palermo è alle corde, nel recupero Joronen salva Rosanero con parate prodigiose. La formazione di Inzaghi non riesce a vincere la quarta gara consecutiva. Catania in campo alle 14.30 al Massimino contro l'Atalanta Under 23, obiettivo della squadra di Toscano chiudere il 2025 con una vittoria e agganciare al primo posto il Benevento. Triolo. Una squadra giovane di qualità, soprattutto a centrocampo in avanti. Mimmo Toscano ha presentato così l'Atalanta Under 23 di scena oggi pomeriggio al Massimino contro un Catania che ha come obiettivo quello di tenere il ritmo del Benevento e riagganciare al primo posto in classifica. Toscano deve fare i conti con l'assenza di Di Gennaro per squalifica. La linea difensiva dovrebbe essere composta a 3 da Pieraccini, Allegretti e Celli. Torna disponibile Martic, come ha detto anche Toscano, ma bisogna capire quanti minuti ha nelle gambe. A centrocampo spazio per Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma, con Jimenez e Lunetta ad agire alle spalle di Forte, giunto a quota 7 gol in campionato. Partiranno dalla panchina Rolfini e Caturano, per i quali Toscano ha sottolineato come siano parte del gruppo e non è escluso possono essere impiegati anche insieme a Forte, è il caso di Caturano. Di fronte ai rossazzurri si troveranno un Atalanta reduce dalla sconfitta interna con il Sorrento. Bocchetti dovrebbe schierare una formazione a specchio rispetto a quella del Catania, almeno inizialmente con il doppio trequartista Cortinovis Vavassori alle spalle dell'unica punta di ruolo Misitano. Calcio inizio alle 14.30, da mezz'ora prima su Telecolor il via a diretta stadio con le anticipazioni dal Massimino, la gara da vivere insieme e il post partita con le interviste ai protagonisti.
Ultimo appuntamento del 2025 per Siracusa e Trapani in campo oggi nel derby del De Simone. Sentiamo Sergio Colosi. Siracusa-Trapani è un derby crocevia, squadre in campo dalle 14:30 al De Simone, in palio 3 punti di vitale importanza. L'ultima gara del 2005 non è per nulla banale. Siracusa e Trapani rivali ma gemelle per un cammino recente contraddistinto da pareggi per le future penalizzazioni e 2 presidenti, Ricci e Antonini, tanto amati per il ritorno in C, ma oggi contestati dai tifosi. A gennaio la classifica di entrambi sarà riscritta, un motivo in più per vincere il derby del De Simone. Tra gli azzurri Conturati squalificato in tribuna, 23 convocati, assenti Zanini, Iobbe e Krastev, disponibili Bonacchi e Candiano, confermati l'ex Basulla tre quarti e Molina punta centrale, trasferta vietata ai tifosi del Trapani. Ci apprestiamo a giocare un derby importante, un derby sentito, un derby di grande rivalità calcistica e quindi ci siamo preparati benissimo perché l'obiettivo nostro è quello di chiudere nel migliore dei modi il 2005, il girone d'andata, 2025, scusate, il girone d'andata caratterizzato da tante situazioni spesso extracalcistiche dove però la squadra ha mantenuto sempre fermo l'obiettivo, l'idea di isolarsi, di lavorare, quindi questa settimana i ragazzi hanno dato tutto. Granata senza gli infortunati Negro, Stramaccioni e Benedetti, convocati Di Noia, Fischenaler e Ciuferri. E prima di chiudere vi do alcuni aggiornamenti e le ultime notizie. È stata una notte tragica a Palermo, uno scontro probabile tra 2 bande rivali. Si è sparato e una donna di 33 anni è rimasta ferita ad una spalla, adesso è ricoverata in condizioni gravi ma non in pericolo di vita al Policlinico di Palermo. Sarebbe una vittima collaterale, l'obiettivo sarebbe state altre persone. Sempre nella notte ha perso la vita un ragazzo di 18 anni in un incidente stradale avvenuto sempre nella notte in via Diana all'interno del Parco della Favorita. Nello scontro è morto questo ragazzo, Giuseppe Filippone si chiama, e sempre nella notte invece è stata approvata tra un clima di grande tensione la finanziaria regionale. Adesso è tutto, grazie per l'attenzione e una buona domenica.